Siamo qui con Mister Gallo. Mister, dopo una gara bella, emozionante, da togliere il fiato, un pareggio forse giusto per quello che si è visto in campo tra Merlo e Figarazzi, un punto che aiuta per l'obiettivo salvezza, ma che potevano forse essere di più. Eh sì, sul 2-0 dovevamo gestire un po' la partita meglio. Abbiamo preso 3 gol, calcio di punizione, gol, un rigore, gol e un tiro libero gol. Su 3 tiri piazzati abbiamo preso gol. Però va bene così, un punto fa classifica, raggiungiamo il nostro obiettivo. Loro hanno giocato con il coltello fra i denti perché un punto qua significa ancora avere speranze. Guardando i risultati delle altre squadre hanno fatto un buon punto. Il rammarico è di non aver chiuso la partita sul 2-0, però ci sta, è questo, le partite si chiudono, si vincono e va bene così. C'è ancora tanto da ottenere, da guadagnare, però è come se già l'obiettivo salvezza è nelle corde della squadra, deve continuare così, nonostante questo mezzo passo falso che però alla fine, come ha detto anche lei, un punto fa classifica. No, non siamo appagati dalla salvezza e il campionato non è ancora finito. Ma giustamente adesso ognuno lotterà per il suo obiettivo e la posta era alta, perciò loro non sono mai arresi. Complimenti anche a Figarazzi perché ci ha creduto fino all'ultimo e va bene così. Però non dobbiamo essere appagati dal campionato, anzi dobbiamo fare ancora meglio perché visto che abbiamo fatto un bel campionato, che ci siamo spacciati dall'inizio stagione, siamo lì sopra, va bene, dobbiamo sempre migliorare.